Non abbiamo voluto fare la tradizionale lista di sinistra. Roberto Grigoletto, segretario provinciale del PD, presenta così la squadra dei democratici in corsa alle elezioni comunali del prossimo maggio. Ufficializzati i nomi della compagine che sosterrà l'aspirante sindaco Giovanni Manildo. Più donne che uomini, 17 a 15, un terzo di candidati senza tessere dalla prima esperienza politica, diversi giovani. Certo, ci saranno anche tutti i consiglieri comunali uscenti, tranne lo stesso Grigoletto, che si dedicherà appieno alla gestione politica, e Giovanni Negro, transitato nella civica collegata di Luciano Franchin. E poi i concorrenti delle primarie come Domenico Zanatta o Ciro Perusini, militanti della prima ora come Paola Poldelmengo o Giulio Morossi, il coordinatore comunale dei Giovani Democratici Stefano Pelloni e quello regionale Nicolò Rocco. Eppure parecchi avvocati, professione anche del candidato sindaco. Sì, questa lista è il punto di arrivo di un percorso in cui il Partito Democratico di Treviso si è aperto alla città per affrontare i temi, i problemi concreti delle persone. Per aprirci abbiamo aperto la lista a persone nuove, quindi un terzo non sono iscritte ma sono persone attive in città, persone che si occupano delle tematiche più ampie, della cultura, sociale e c'è l'aspetto sanitario, e quindi un bel gruppo che può lavorare bene per vincere in città. Treviso volta pagina, lo slogan scelto per incarnare la richiesta di rinnovamento, spiegano i vertici del PD, dopo 20 anni di governo gentiliniano e Lega PDL sulla città. Sì, a Roma mi hanno assolutamente spronato, invitato e anche, devo dire, appoggiato in questa che ritengono la madre di tutte le battaglie, perché Treviso dicono giustamente che è una città simbolo da conquistare. Ricordo che il prossimo anno andremo al voto in 60 comuni in provincia di Treviso e quindi se vinceremo nel comune capoluogo sarà tutto quanto più facile. A sostenere Manildo, oltre alla lista del partito, ci saranno anche quella di SEL e le civiche Impegno Civile di Franchin per Treviso e Treviso Civica. Sì, la squadra c'è, gli obiettivi sono chiari, più che altro, e sono la voglia di rinnovare, come abbiamo detto, di cambiare Treviso, farla diventare una città moderna, solidale, capace di creare opportunità anche nel campo economico e della cultura.